C'erano un sacco di iniziative! Alta tensione in queste ore a Treviso per la mobilitazione di sabato 2 febbraio dei ragazzi del collettivo ZTL contro l'amministrazione comunale. Sarà una Treviso militarizzata, quella che già dalle 9 del mattino si prepara a vigilare sul corteo. 300 gli uomini delle forze dell'ordine tra carabinieri e poliziotti con rinforzi anche da Padova. Dalle 15 il corteo dalla stazione dei treni si snoderà lungo Corso del Popolo fino a Piazza dei Signori. A sfilare con il collettivo ZTL Wake Up anche rappresentanti del PD cittadino. A depositare la richiesta ufficiale in questura infatti la consigliera comunale di opposizione Antonella Tocchetto. Ad aprire il corteo Umberto Lorenzoni dell'Ampi. Controbattiamo dicendo che l'intenzione dell'Assemblea è quella di fare una manifestazione assolutamente non violenta. Le proposte sono di avere tutti quanti una sveglia per sottolineare il fatto che è ora che la città si dia una scossa, anche in linea con quello che è il nome del nostro collettivo, cioè Wake Up. Il timore delle forze dell'ordine che possano aggiungersi gruppi esterni per fomentare dissidi e creare disordini. Neghiamo qualunque tipo di intervento violento o di calata di qualche personaggio che possa creare problemi. Portando un messaggio che è quello che noi vogliamo, che gli spazi per la cultura autogestiti a Treviso ci siano, partendo da quello che abbiamo costruito noi fino adesso. E mentre la vicenda è balzata dalle cronache cittadine a quelle nazionali, ad oggi 25 gli attivisti finiti nel registro degli indagati per l'occupazione dell'ex Telecom.